Il Cagliari perde 2-0 contro l'Udinese in un match che la squadra rossoblu interpreta nel peggiore dei modi a partire dalla formazione iniziale. Maran schiera Pisacani a sinistra con Padolina a riposo e avvilisce in questo modo Pajas, che viene invece parcheggiato in panchina. Cagliari che fatica fin dall'inizio, 59% di possesso palla per la squadra di casa contro il 41%, 4 parate di Cragno, una delle quali decisive su un calcio di rigore battuto dalla squadra di casa nel secondo tempo, 19-4 i tiri totali per l'Udinese, 7-1 i tiri in porta, 1-0 i tiri in porta su punizione, 12-3 i tiri da fuori rispetto a quel che ha fatto il Cagliari, decisamente molto di più quel che ha fatto la squadra di Davide Nicola. Anche nel conteggio di quelle che sono le occasioni al gol è netta la differenza, 9-3 per la squadra bianconera, con una percentuale di passaggi riusciti, un numero quasi pari, il numero 368 quelli del Cagliari, 355 quelli dell'Udinese, ma Udinese con l'85% in più rispetto al Cagliari, che invece ha ottenuto il 77% nell'accuratezza dei passaggi. Palle perse 19 quelle dell'Udinese, 22 quelle del Cagliari, recuperate 38 quelle dell'Udinese, 21 quelle del Cagliari. Cagliari che ha attaccato quasi esclusivamente dalla parte centrale, 14-7, mentre l'Udinese ha attaccato dai lati, 16-9 gli attacchi a destra e 31-9 gli attacchi a sinistra della squadra bianconera. Insomma, dati che dicono di un dominio bianconero, con Cagliari che ha faticato in più parti, anche in quelli che sono i dati relativi ai chilometri. Ne ha percorso sì, ancora una volta, qualcosa in più, per la precisione mezzo chilometro in più, non tantissimo, ha una velocità media che è quasi pari a quella dell'Udinese, leggermente più veloce la velocità media del Cagliari, che però pecca ancora in jog e in sprint, e questo lo si vede soprattutto quando deve gestire il possesso palla. Insomma, Maran non è che abbia azzeccato la partita, le sue scelte iniziali ma anche i cambi non sono stati del tutto illuminanti. Voto per Maran 5, aggettivo confuso. Andiamo a vedere invece il rendimento dei singoli calciatori, partendo da Cragno che si è reso protagonista di 4 parate, ha parato anche un calcio di rigore. Non si può dire certo che sia colpa sua la sconfitta a Udine, addirittura ha tenuto in corsa il Cagliari con il rigore parato a Lasagna. 6,5 il voto per Cragno, innocente l'aggettivo che abbiamo scelto. Serna invece è stato protagonista di una pessima partita, ha giocato pochissimi palloni, 66, 49 andati a buon fine, ha avuto anche un'occasione gol, ma nel computo totale insomma è stato molto impreciso, e poi dalla sua parte hanno spadroneggiato gli attaccanti dell'Udinese. Abbiamo visto prima il numero di attacchi da quella parte, impalpabile l'aggettivo che abbiamo scelto, 4,5 il voto per Serna. Romagna non è stata la sua miglior partita, è stato schierato insieme a Cepitelli, ma nel lato destro ha sofferto insieme a Serna. Dalla sua parte sono passati i gol che hanno portato la squadra di casa al 2-0. Romagna impreciso, il voto 5, quindi anche per lui una serata da dimenticare, così come è da dimenticare per Cepitelli, che aveva fatto bene finché non ha perso quel pallone che lo ha portato anche all'espulsione. 4,5 quindi il voto per Cepitelli, che possiamo però definire sfortunato, perché non stava giocando assolutamente male, ma è un errore quello che ha fatto, pesantissimo. Pisacane ha giocato nella corsia che non è di sua competenza, messo in seria difficoltà, ha cercato di fare quello che era possibile, ha recuperato un pallone, ne ha perso 2, ha giocato comunque 69 palloni, è il giocatore che ha giocato più palloni malgrado in una posizione non sua. 47 sono andati a buon fine, 5,5 il voto per Pisacane, che chiaramente non poteva essere precisissimo, disorientato è l'aggettivo che abbiamo scelto. Ionizza si è mosso con il suo solito fare, andando a svariare per il campo, 36 palloni giocati, una buona percentuale di passaggi riusciti, 25. Ha recuperato 3 palloni, ne ha perso 2. Per Ionizza il termine è 5,5. Teniamo conto del fatto che ha giocato 62 minuti, e forse anche questo cambio è poco comprensibile, visto poi quel che è successo, cioè un Cagliari sterile nel proseguo della partita. Bradaric continua ad essere un giocatore che non incide particolarmente nel centrocampo del Cagliari, ha giocato 64 palloni, 44 andati a buon fine, ma soprattutto passaggetti, 4 palloni persi, ma anche 4 recuperi, quindi tutto sommato risultato pari da questo punto
punto di vista, ma è un punto di passaggio che poi alla fine non dà grande contributo, addirittura molte volte rallenta la situazione. Lo abbiamo soprannominato in questo caso la rotonda. Bradaric 5 il voto per lui. Barella invece è dappertutto, ancora una volta una partita di grande intensità, 60 palloni giocati, 43 andati a buon fine, con ben 4 recuperi palla, un solo pallone perso. Per Barella l'aggettivo è tuttofare, voto 6. Ancora andiamo a vedere João Pedro ha giocato 57 palloni, 33 andati a buon fine, ha avuto un'occasione gol con un tiro a giro che è finito al lato, ha recuperato 3 palloni ma ne ha perso 5, intermittente è l'aggettivo che abbiamo scelto per lui, 5 il voto che gli viene dato. Farias ha giocato 65 minuti con 24 palloni giocati, non sono tantissimi, sono pochissimi, 13 andati a buon fine, ha perso 2 palloni, non ha recuperato alcuno, voto per Farias 5, l'aggettivo assente. Cerri, anche lui una partita ancora una volta incolore, 28 palloni giocati in 96 minuti, praticamente Farias ne ha giocato 24 in 65 minuti, 13 i palloni riusciti anche per lui, ha avuto un'occasione gol con un colpo di testa, ha fatto 2 falli, ne ha subito uno, ha perso 3 palloni, non ne ha recuperato alcuno, limitato è l'aggettivo che abbiamo scelto per lui, 5 l'aggettivo. Payas 34 minuti con 14 palloni giocati, 10 andati a buon fine, quindi tutto sommato una buona partita, non ha perso alcun pallone ma non ne ha neanche recuperato. Screditato è l'aggettivo che abbiamo scelto per lui, 6, perché non ci può certo dire che possa essere colpevole, addirittura dobbiamo incoraggiare, visto che vede passare qualsiasi calciatore davanti a lui per essere schierato nella sua posizione. Senza voto Faragò e Sau. Riassumiamo quindi: Maran voto 5 confuso, Cranio 6,5, l'innocente, Serna impalpabile 4,5, Romagna impreciso 5, Cepitelli sfortunato 4,5, Pisacane disorientato 5,5, Ionizza arraffone 5,5, Bradaric la rotonda 5, Barella tuttofare 6, João Pedro intermittente 5, Farias assente 5, Cerri limitato 5, Payas screditato 6, Faragò e Sau senza voto.